sappiamo già tutto, siamo a posto, grazie, arrivederci. La famiglia Biondo preferisce non rilasciare commenti. Un anno dopo, quell'incubo non è ancora del tutto passato. Ma un tassello fondamentale è stato aggiunto con l'arresto di Radames Major, il 71enne trevigiano soprannominato il boss dei giostrai, è stato bloccato dai carabinieri di San Donà di Piave. Per gli inquirenti è uno degli autori dell'assalto armato avvenuto nel febbraio 2024 a Caballarin, nel comune di Cavallino Treporti. Se entrai in casa, da me basso, dopo se andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo trovavo mio figlio che è mio nipote che ha combattuto. Così il giorno dopo raccontava il terrore di quei momenti Piero, il nonno di Alberto Biondo, il 33enne che nel tentativo di proteggere il padre, picchiato selvaggiamente dai banditi, rimase gravemente ferito alla gamba da un colpo di pistola. E io da dietro istintivamente l'ho preso e l'ho tenuto duro finché potevo, ma in quel momento lui col calcio da pistola faceva così, dietro mi dava i colpi tutti sulla testa, ero tutto pieno di sangue e dicevo a mio figlio Alberto dammi una mano e in quel momento lui mi ha detto no non ce la faccio, mi hanno sparato. Pochi giorni dopo la rapina un 56enne sempre del Trevigiano, ritenuto l'autista del comando, era stato arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza e ai tabulati telefonici. Le indagini condotte dai carabinieri di Venezia sono comunque proseguite per quasi un anno, portando all'identificazione e all'arresto di Radames Major grazie alle testimonianze, ai filmati di sorveglianza e alle analisi di tracce biologiche. Lunedì scorso Major è stato interrogato dal GIP di Venezia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il 71enne, noto come l'egiziano, vanta un curriculum criminale di spessore. Ha scontato oltre 20 anni di prigione ed è il padre di quel Manuel Major, giovane giostraio ucciso dal vigilante Massimo Zen mentre stava fuggendo dopo aver compiuto furti a dei bancomat. A Caballarin la notizia dell'arresto è stata accolta con sollievo. Vediamo cosa succede, insomma. Che viene fuori anche quest'altri, erano in 3.